La tragedia di Giuseppe Dissegna, 63enne, residente a Romano Dezzolino, che nel pomeriggio di venerdì 30 luglio è stato travolto da un tiro in retromarcia, ha sicuramente lasciato senza parole l'intera comunità e ha profondamente stravolto la vita dei suoi familiari. La prima cosa che vorrei dire è quello di esprimere la vicinanza mia, personale, di tutta la comunità di Romano alla famiglia di Giuseppe Dissegna. Era una persona che ha lavorato per tanti anni in comune, era una persona buona e che ha sempre messo il proprio lavoro, il proprio tempo a servizio degli altri, anche nelle associazioni. Per cui questo è il ricordo che dovremmo avere tutti di lui. La strada dove si è consumata la tragedia è molto trafficata da camion e mezzi pesanti e da sempre i cittadini hanno denunciato al comune la pericolosità di via Belfiore. Bisognerà fare un serio ragionamento sul futuro, su come poter far coesistere queste due realtà, quella industriale artigianale e quella residenziale, e che quella strada non diventi mai più un teatro di manovre per l'utilità di pochi. Di conseguenza questo è l'obiettivo: trasformare, chiedendo l'impegno da parte di tutti, dell'azienda, delle aziende e anche di quelli che possono contribuire a risolvere questo annoso problema. Il sindaco inoltre ci conferma che ha avuto modo di parlare con la famiglia della vittima. Di conseguenza anche le dichiarazioni che sono uscite a caldo poi mi sono state spiegate personalmente dai familiari, e di conseguenza tutto va pesato per quella che è l'emotività del momento.